Il vero obiettivo, la promozione, era già stato raggiunto, ma il Venezia in Lega Pro ci vuole tornare davvero trionfatore. E allora ecco che anche la sfida con il Giorgione non diventa una sfida come un'altra, ma l'occasione per dimostrare la propria indiscussa superiorità. Con quelli della Castellana finisce 4-0, senza discussioni, perché, sostiene mister Favarin, si scende in campo per dare sempre il massimo. Mi sembra giusto che una squadra come la nostra faccia le partite come si deve, no? Anche per la regolarità del campionato, quindi domenica scorsa è stato un episodio, forse eravamo già troppo con la testa a aver vinto il campionato. Oggi, anche nonostante i cambi che sono stati fatti, è stata fatta un'ottima gara da tutti quanti. A campionato ormai deciso, mister Favarin si affida anche alle retrovie e schiera anche un giovanissimo come Roberto Sterchi, talento classe 2000. La nostra rosa è una rosa molto competitiva da questo punto di vista, quindi qualsiasi cambio venga fatto la squadra ne risente. Il match è una cavalcata trionfale degli arancioni-roverdi. A sbloccare il risultato al 13° è il giovane Chicchiarelli. Sono tolto anche questa soddisfazione personale di esordire qua a Venezia davanti ai nostri tifosi, di sfruttare bene l'occasione che mi ha dato il mister, mi sono fatto trovare pronto e ho fatto un bel gol grazie a Volpicelli. Il 2-0 arriva solo al 67° con Lattanzio, la terza rete porta la firma di Volpicelli. Il 4-0 arriva invece da Serafini, che chiude la sfida e dà il via alla festa promozione finalmente celebrata in casa.